Buongiorno amici, oggi prepariamo a capunada, ossia una ricca insalata. Essa costituisce un ottimo piatto unico che per la sua freschezza è particolarmente indicato nelle calde giornate estive. Una ricetta questa fosse di lasagne. Quella è la caponata siciliana, Ah, ok. e ci sono verdure cotte. Sì. Questa è la caponata senese e sono verdure crude, o meglio, la vera caponata genovese è molto più semplice, solo l'insalata di pomodori, una volta si metteva il musciame che è il delfino, il filetto del delfino, due acciughe, due olive, una cosa molto più semplice. Io la faccio un po' più ricca, diciamo. Sì. Sbucciamo dei cetrioli, li affettiamo sottili, li cospargiamo con abbondante sale fino e li allarghiamo su un tagliere leggermente in discesa in modo che caccino l'acqua. Affettiamo delle cipolle rosse e le mettiamo a bagno in acqua fresca in modo da togliere loro il gusto acre. Prendiamo ora delle gallette, le freghiamo con aglio, le mettiamo sul fondo dell'insalatiera e le bagniamo con acqua e aceto in modo che si ammorbidiscano bene. Se non trovate le gallette, potete sostituirle con dei crostini, oppure potete farvele seguendo l'altro mio video. Saliamo e ricopriamo con fettine di musciame, oppure, come in questo caso, con fettine di salmone affumicato. Condiamo con un filo d'olio e ricopriamo con uno strato di fettine di pomodori. I pomodori li saleremo e li cospargeremo di origano, dando poi il solito giro d'olio. Aggiungiamo del tonno in scatola, ben sgocciolato dal suo olio, e le cipolle sgrondate dalla loro acqua. Inseriamo dei peperoni tagliati sottili e conditi con olio e sale. I cetrioli sciacquati e colati. Su questi metteremo l'olio, ma non il sale, in quanto li avevamo già lasciati col sale a dare l'acqua. Mettiamo adesso ancora uno strato di pomodori che condiremo con olio e sale e insaporiremo con delle foglioline di basilico spezzettato con le mani.
pomodoro alla volta di sedano e finocchio affettati e anch'essi conditi con olio e sale. Un ultimo strato di pomodori, conditi e decorati a piacere con ravanelli, acciughe salate, olive, capperi e basilico. Prima di servire è bene attendere una mezz'ora, in modo che i vari sapori si fondano bene fra loro e i succhi delle verdure, insieme all'olio, scendano ad ammorbidire la galletta.